Ancora botte, sangue e grave violenza di genere. Questa volta è accaduto in un comune del Medio Friuli, dove ieri una donna italiana di 46 anni è stata picchiata brutalmente dal compagno al punto da finire in ospedale ad Udine. I medici del pronto soccorso le hanno riscontrato un grave trauma cranico. Ora si trova ricoverata in terapia intensiva. Il compagno che l'ha ridotta in quelle condizioni è un italiano di 45 anni con precedenti per maltrattamenti. Attualmente stava scontando in detenzione domiciliare una condanna ricevuta per un episodio di violenza nei confronti della precedente compagna avvenuto nel 2015. Secondo quanto si apprende, a chiamare i carabinieri e richiedere il loro intervento è stata la mamma della vittima, che dall'appartamento vicino aveva sentito urla e rumori provenire dalla casa della figlia. All'arrivo dei militari, la 46enne è stata trovata in stato di semi-incoscienza, con i locali messi a soqquadro e diverse tracce ematiche. L'aggressore è stato quindi ammanettato e condotto in carcere ad Udine, dove questa mattina il GIP Maria Rosa Persico ha effettuato l'interrogatorio di garanzia e dopo la convalida dell'arresto, eseguito dai carabinieri, ha disposto la custodia cautelare in carcere.